Bentornati ad Ore 7, nella rassegna stampa di oggi abbiamo visto il cronoprogramma delle aperture che non vede l'immediata apertura invece delle piscine all'interno e c'è anche la furia dei gestori di piscine e anche discoteche nei vari quotidiani di oggi. È un disastro, sono allibito, dice il numero 1 della Federnuoto, Paolo Barelli, che non usa diplomazia nel commentare, dice sono degli incompetenti che manderanno gambe all'aria a qualche migliaio di società e impianti sportivi. Si poteva pensare a riaperture con restrizioni, invece si sono dimostrati dei pavidi. Inutile anche l'hashtag sui social network salviamo le piscine, rilanciato anche da Federica Pellegrini. Ne parliamo con Alessandro Dreina, vicepresidente Unione Nuoto Friuli, che abbiamo in collegamento Skype. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, subito un commento su quanto ho letto nel quotidiano di oggi, nel Gazzettino in particolare. Queste sono le reazioni e immagino che questa è anche la vostra posizione ad oggi. Sì, assolutamente. Anche noi rimaniamo allibiti per queste decisioni governative e questa linea che sta mantenendo appunto il governo. Sicuramente far slittare l'apertura degli impianti ci mette ancora più in difficoltà. Il vostro mondo che raccoglie 20 milioni di persone, cioè dagli atleti di interesse nazionale alle famiglie, dai gestori degli impianti, gli operatori tecnico-sportivi. Sto leggendo quello che ieri ho visto nella vostra pagina Facebook, perché avete lanciato anche voi l'hashtag Salviamo le piscine. Sì, l'Unione Nuoto Friuli, che fa parte dell'Associazione Gestori degli Impianti Sportivi Italiani, e in quanto centro federale della provincia di Udine, abbiamo voluto aderire a quella che è l'iniziativa promossa da Federnuoto Salviamo le piscine. È un'iniziativa nata soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica nel rispetto a quelle che sono le difficoltà che sta vivendo tutto il settore delle piscine, soffocate da quasi 9 mesi di chiusura totale senza vedere futuro. Come dicevi poco fa, sono circa 100.000 gli impianti natatori su tutto il territorio italiano che accolgono ben 20 milioni di nuotatori, per cui sono numeri importanti. Ad Certo. oggi, anzi sì, dal 15 di maggio il governo ci dice che è possibile nuotare negli impianti che dispongono di piscine scoperte, ma purtroppo il meteo, almeno qui in Friuli, non ci ha ancora permesso di inaugurare la stagione estiva. Le temperature, come ben tutti sapete, oltre agli abbondanti acquazzoni, non sono assolutamente confortevoli per poter nuotare all'esterno. Abbiamo temperature tra i 15 e i 19 gradi, significa che in una vasca non riscaldata la temperatura è intorno ai 16 e per molti fisiologicamente è improponibile svolgere attività fisica a queste temperature e non sono assolutamente temperature idonee per svolgere attività di base, che solitamente, tra l'altro, per fare solamente un esempio, viene fatta tra i 26 e i 29 gradi. Un altro dramma considerevole è quello che stanno vivendo gli impianti indoor, quindi tutte le piscine al coperto, che si vedono slittare la riapertura dal 1° di giugno, come le palestre, al 1° di luglio. Quindi il malumore è in continua crescita e le difficoltà economiche incombono ormai da un anno sui gestori, che non ce la fanno più. Poi ci sono anche insomma, i costi di gestione e magari anche la preparazione per riaprire una piscina. Voi eravate già pronti per riaprire il 1° giugno, stavate lavorando, l'aspettativa era quella di partire il 1° di giugno, immagino.
Assolutamente sì. Nella nostra situazione, tornerei a dire drammatica, ci sono circa altre 30 strutture in tutta la regione, ma a differenza di molte di loro che solitamente rappresentano nella totalità una struttura pubblica, cioè di piena proprietà dell'amministrazione comunale, nel nostro caso specifico la struttura è sì pubblica, ma è data in concessione ad una realtà privata e di conseguenza non disponiamo di aiuti concreti o di contributi economici di nessuna entità, né per le attività che organizziamo né tantomeno per la gestione ordinaria e straordinaria della struttura. Gestire impianti di queste dimensioni, grandi impianti come una piscina, è sicuramente qualcosa di complesso. I costi sono molto elevati, che si aggirano intorno al 1.000.000 di euro l'anno. Solamente sommando le spese vive, tipo le utenze energetiche e gli affitti, abbiamo una spesa che si aggira intorno ai 90.000 euro come costi mensili. I ristori prima e i sostegni poi sicuramente non hanno aiutato. Abbiamo ricevuto, si fa per dire, solo 6.000 euro in 9 mesi di chiusura, che potete ben capire che è una cifra irrisoria e insufficiente. Certo. Non è neppure possibile spegnere gli impianti a causa dei meccanismi troppo delicati, quindi le piscine come un altoforno non esiste un tasto di on-off, significherebbe buttarli via e rovinarli in maniera irreparabile. Proprio per questo motivo abbiamo cercato di mantenere l'impianto a bassi regimi con costi fissi che si aggirano tra i 15 e i 25.000 euro mensili. Caspita. Volevo chiederti un commento anche su queste Sì. indicazioni che dà il Corriere della Sera. Allora, in vasca si dovrà garantire un distanziamento di 7 metri quadri, negli spogliatoi e nelle docce si dovrà prevedere l'accesso contingentato, evitare l'uso comune di asciugacapelli che al bisogno dovranno essere portati da casa. Negli spogliatoi si dovrà garantire il distanziamento di almeno 1 metro e l'obbligo di indossare la mascherina. Gli spazi comuni dovranno essere sottoposti a sanificazione e procedure di pulizia costanti. Linea guida che voi avevate già adottato? Sì, assolutamente, avevamo già adottato, c'è stato un periodo di prova per le nostre strutture dove ci avevano indicato appunto queste linee guida ben più rigide rispetto a quelle che erano in precedenza la scorsa estate. E sinceramente noi abbiamo sempre continuato anche durante questi mesi con l'attività agonistica a mantenerle. Non riusciamo a capire quella che è la linea governativa e quello che pensa il governo rispetto a tutto il nostro mondo. Ci sta trattando come dei veri untori, quando in realtà sapete tutti benissimo che abbiamo a che fare con il cloro, e non lo dico io come gestore, ma lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che studiando il caso specifico delle piscine ci dice che la presenza del cloro, che ha un'azione battericida e disinfettante in vasca, è presente per evaporazione anche negli altri ambienti di tutta la struttura, e che è sufficiente in base alla sua concentrazione a sterminare il virus. Dunque, ripeto, sulla base di questo non capiamo questo accanimento governativo. In ogni caso noi siamo pronti per accogliere in piena sicurezza i nostri clienti, che non vedono l'ora di tornare in acqua. Immagino. Io ti ringrazio Alessandro, un grosso in bocca al lupo davvero per le riaperture, speriamo che vada già meglio in questi giorni all'esterno, ma che poi voi riusciate a lavorare al meglio anche all'interno, negli spazi interni. Grazie ad Alessandro Dreina, vicepresidente Unione Nuoto Friuli, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Saluti.